Bentrovati amici della grande musica classica, quest'oggi vi andremo ad ascoltare il concerto del quartetto veneziano Le Baicole che si è tenuto all'interno della rassegna Classico Natale nell'era digitale, organizzato dal Comune di Treviso, l'assessorato alla cultura in collaborazione con l'associazione culturale Veneto 1. Quartetto d'archi Le Baicole che già abbiamo avuto modo di ascoltare e di conoscere in questo concerto appunto nel periodo natalizio iniziano la loro esibizione con un grande classico, Eine kleine Nachtmusik K525 di Wolfgang Amadeus Mozart. Lo andiamo ad ascoltare nell'esecuzione delle Baicole.
E quello che abbiamo ascoltato era l'Allegro dal Eine kleine Nachtmusik K525 di Wolfgang Amadeus Mozart. Il concerto delle Baicole all'Auditorium del Museo di Santa Caterina continua con un concerto di Antonio Vivaldi. Andremo ad ascoltare il concerto in Sol minore numero 21 nei tre tempi: Allegro, Largo, Allegro. Le Baicole, buon ascolto.
Dopo il concerto in sol minore numero 21 di Antonio Vivaldi, il concerto delle Baicole all'Auditorium Santa Caterina a Treviso prosegue con il concerto grosso numero 8, opera 6, in sol minore di Arcangelo Corelli. Per la notte di Natale, questo è il titolo con cui viene chiamato questo concerto, molto caro alle Baicole, al secolo. Erika Fassetta, Sabina Bacoldina, Francesca Levorato ed Elena Borgo, lo andiamo ad ascoltare nell'esecuzione delle Baicole.
E dopo il concerto grosso di Arcangelo Corelli, le Baicole ci propongono la sinfonia in Sol maggiore RV15 di Antonio Vivaldi. L'andremo ad ascoltare nei tre tempi: allegro molto, largo e allegro. Le Baicole a Santa Caterina, a Treviso. Buon ascolto.
Prosegue il concerto delle Baicole con questo brano, il canone in re maggiore di Pachelbel. Lo andiamo ad ascoltare nell'esecuzione del quartetto d'archi veneziano.
E dal canone in re maggiore di Pachelbel proseguiamo con un altro concerto di Antonio Vivaldi, in particolare il concerto in re minore RV 565, ce lo propone sempre dall'esecuzione Le Baicole. Buon ascolto!
E dopo Antonio Vivaldi ritorna anche in questo programma delle Baicole dall'Auditorium Santa Caterina a Treviso uno dei grandi classici che il quartetto d'archi veneziano propone al proprio pubblico, Johann Sebastian Bach, l'aria sulla quarta corda. Ce l'ascoltiamo nell'esecuzione di Erika Fassetta, Sabina Bacoldina, Francesca Levorato ed Elena Borgo.
programma del concerto delle Baicole a Santa Caterina prosegue con un altro grande compositore veneziano. Abbiamo sentito alcuni concerti e sinfonie di Antonio Vivaldi, qui passiamo a Tommaso Albinoni e lo andremo ad ascoltare nel suo concerto in re minore nei tre tempi, allegro, adagio, presto, sempre nell'esecuzione delle Baicole.
E dopo il concerto in re minore di Tommaso Albinoni, il programma delle Baicole a Santa Caterina e anche la nostra trasmissione si concluderà con un nuovo concerto di Antonio Vivaldi. È il concerto in re maggiore numero 16 che le Baicole ci propongono nei tre tempi, allegro, adagio e presto. Noi vi salutiamo, vi diamo il buon ascolto per questo ultimo concerto proposto dalle Baicole a Santa Caterina. Un grazie alla provincia di Treviso, in particolare ovviamente agli organizzatori del Classico Natale nell'era digitale, il Comune di Treviso e l'Associazione Culturale Veneto 1. Un grazie anche per il sostegno alla Colomberotto Culture, grazie davvero per essere stati in nostra compagnia e allora chiudiamo con questo bel concerto di Antonio Vivaldi. Grazie per l'ascolto e alla prossima!